Salvatore dirige il Dipartimento Materno-Infantile dell'ospedale Garibaldi Nesima. Qui siamo all'interno del reparto di ostetricia dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia. In pratica qui ci sono le puerpere, ci sono le gestanti. Chi viene qui? Come è organizzato questo reparto, professore? Sì, il reparto è organizzato che ovviamente noi usufruiamo di un grande pronto soccorso ostetrico, per cui la donna la porta d'accesso è il pronto soccorso, e poi da lì ovviamente se c'è una patologia sale in reparto e viene ricoverata, oppure se ci sono i prodromi nel travaglio o in travaglio scende nell'area parto che è al piano -2. E questo è un profilo che ovviamente viene già precostituito dal fatto che noi abbiamo degli ambulatori che filtrano le donne, e quindi quando arrivano in ospedale prima di tutto sappiamo quali sono le loro tipo di gravidanza problematiche e poi dopo sappiamo anche quale destino devono avere, quindi chi deve fare il taglio cesareo, chi può essere indotta, se ci sono delle patologie. Questo è molto importante perché poi ricade anche sull'assistenza che noi chiediamo ai nostri neonatologi. Presentiamo il reparto in tutte le sue componenti, quanto personale, quanti posti letto, come è strutturato? Sì, il reparto ha 42 posti letto più 4 di day hospital ed è diviso in 2 reparti. Questa è stata una grande acquisizione della nostra azienda perché ci ha concesso di distinguere l'ostetricia dalla ginecologia ed è uno dei pochi reparti sicuramente del centro-sud che ha diviso queste 2 aree che fanno parte della branca, però sono ben diverse perché qui avviene la nascita. Cosa comporta questa differenziazione? Comporta il fatto che questo reparto dove siamo adesso è un reparto di ostetricia e qui non ci sono infermieri ma ci sono le ostetriche che gestiscono sia le gestanti che le puerpere, e quindi questo significa che dal punto di vista empatico l'ostetrica è la professionista della donna gravida e quindi a maggior ragione anche della puerpera, e questo ci dà anche garanzia nel promuovere l'allattamento dopo il parto. Quindi è un valore aggiunto che noi abbiamo, anche perché grazie alla dotazione organica noi in questo momento abbiamo 44 ostetriche. Perché? Perché abbiamo implementato molto l'autonomia delle ostetriche, proprio per promuovere e favorire il parto naturale che oggi lentamente tentava di ridursi con un incremento, come tutti sappiamo, dei tagli cesarei. La donna oggi deve arrivare in ospedale ma non deve arrivare all'ultimo minuto. Noi facciamo i corsi di accompagnamento alla nascita, abbiamo i nostri ambulatori, sempre in ospedale, abbiamo i nostri ambulatori per cui quando la donna arriva sa già chi sono i professionisti, o almeno una buona parte. Ha già avuto contatto con alcuni di essi. Sa dove sono i luoghi, il luogo del parto, il luogo del reparto, e quindi questo, devo dire, dà anche alla donna una sorta di garanzia e anche di familiarità con il sistema, perché sappiamo sempre che l'ospedale comunque è visto per tutte le altre patologie un luogo di dolore, un luogo di patologia, un luogo ostile. E invece no, qui vengono per un evento eccezionale che è la nascita. Che è meraviglioso e che purtroppo è sempre però un po' più raro, no? Ormai ai nostri tempi c'è la denatalità e le donne appunto affrontano la gravidanza e il parto con grande ansia. Ma lei professore, trova che il parto sia troppo medicalizzato oggi come oggi, o è giusto così? Beh, il parto in parte è molto medicalizzato perché purtroppo spesso è medicocentrico anziché ostetricocentrico, e quindi significa che dovrebbe esserci l'ostetrica molto più vicino alla donna che del medico. Il medico deve intervenire se c'è una patologia, ma se la gravidanza evolve in maniera fisiologica, sappiamo che non è una malattia, è la natura. E quindi è la natura, e quindi è chiaro che questo dà delle garanzie anche su quello che sarà l'esito del parto, che come ben diceva lei, oggi purtroppo da una parte si sono ridotte le nascite, dall'altra la donna è molto impegnata nella propria carriera e cosa fa? Arriva al parto a un'età anche in età più avanzata, e quindi sappiamo che purtroppo lì si riduce la fertilità, si riduce anche la qualità della fertilità. Per questo chiaramente la gravidanza è più preziosa. È più preziosa e non solo, ma la donna arriva col primo figlio con una carica di tensione enorme. Allora la struttura non può solo eseguire esami e fare ecografie, deve avere un'equipe che possa in un certo senso decantare questa situazione che spesso evolve verso scenari per cui la donna spesso chiede il taglio cesareo perché pensa che sia l'unica maniera per liberarsene, e invece non è così, e quindi le ostetriche che incontrano prima
della nascita saranno quelle che l'accompagneranno e quindi daranno quelle garanzie e che riducono fortemente questo impatto che in particolare è col dolore, ma noi ovviamente da 20 anni pratichiamo la partenalgesia e quindi questa è anche una scelta ulteriore che c'ha la donna, oltre alle posizioni antalgiche e tra queste una, diciamo per eccellenza, il parto in acqua. Professor Ettore, per concludere, come vede questo reparto nel futuro, nei prossimi anni? Beh, il reparto è posizionato non solo a espletare il proprio compito con i volumi di attività e anche la complessità, ma deve diventare, e su questo già ci stiamo lavorando tantissimo, a diventare un centro di formazione. Perché credo che se noi non formiamo i professionisti e noi abbiamo tutte le possibilità, abbiamo la struttura, abbiamo il personale, lei pensi che il personale totale di questo reparto supera i 140 unità, quindi tra medici... L'UOC, ostetrice e ginecologia. Esatto, 140, quindi medici, infermieri, ostetriche, OS, AS, psicologi, segretarie e informatici. Quindi significa che abbiamo tutta la possibilità di poter essere un centro di formazione e su questo ci abbiamo lavorato tanti anni per quanto riguarda la parte chirurgica e ci lavoreremo ancora di più nella parte ostetrica, che sta diventando purtroppo nel percorso formativo di ostetrica e medici un problema veramente molto fragile. E un centro, un ospedale del genere deve necessariamente promuovere queste attività. Auguri a voi, auguri alle mamme e ai bambini che nasceranno qui, ancora buon lavoro. Grazie. Grazie. All'interno dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Garibaldinesima c'è anche l'ambulatorio endometriosi e l'unità di ginecologia oncologica di cui è responsabile il dottor Marco D'Asta. Qui non parliamo di nascite ma parliamo di patologie importanti per la donna. Sì, parliamo di patologie molto importanti per la donna, ad esempio per la partendometriosi è una patologia benigna ma è di elevata complessità sia per l'aspetto diagnostico che terapeutico, coinvolge donne in età fertile e quindi stiamo parlando di un percorso di cura che è fondamentale per la donna sia nel risolvere le proprie problematiche, che generalmente è un problema di dolore, sia anche nel migliorare le chance di fertilità e quindi migliorare il suo percorso e di accompagnamento anche verso il percorso poi che può essere nascita. È una patologia in aumento? È una patologia in netto aumento, attualmente è una patologia secondo i dati nazionali sottostimata perché è una patologia sia in incremento sia sono migliorate le capacità diagnostiche. Come si manifesta l'endometriosi? Quando è che una donna capisce che c'è qualcosa che non va? Tipicamente uno dei sintomi che ti devono fare da spia è il sintomo dolore, dolore mestruale molto importante, un dolore ad andare di corpo durante il periodo della mestruazione, dolore a fare pipì ad esempio, un dolore con i rapporti. Ci sono ragazze che hanno un dolore pelvico che si dice cronico, che vuol dire praticamente quasi tutti i giorni al mese. E quindi è una patologia sì benigna ma è molto invalidante perché coinvolge ragazze in età appunto molto giovane e che con questi dolori spesso non riescono a svolgere le normali attività. Quindi la prima mission del percorso di cura è migliorare la qualità di vita di queste persone. E poi appunto portarle anche alla possibilità di procreare, salvaguardando appunto quello che è l'organo, l'utero. Quali possibilità, quali percorsi terapeutici avete a disposizione? I percorsi terapeutici, noi nel momento in cui la paziente che ha una problematica di endometriosi accede al nostro centro di endometriosi viene effettuata una diagnosi e il percorso di cura viene scelto in maniera multidisciplinare, cioè noi abbiamo dei gruppi di riunioni ospedalieri multidisciplinari che coinvolgono molte figure professionali non solo del nostro dipartimento materno-infantile ma anche degli altri dipartimenti con i quali decidiamo il percorso di cura personalizzato per ogni persona. Al momento le frontiere terapeutiche appunto quali sono? Attualmente come terapie sono terapie ormonali,
ma nei casi necessari vengono utilizzate delle terapie antalgiche. Abbiamo anche un servizio di terapia del dolore per seguire queste persone e nei casi selezionati un approccio chirurgico che anche lì, oltre a essere svolto da ginecologi molto esperti nel settore dell'endometriosi dal punto di vista chirurgico, viene effettuato spesso in team multidisciplinare con i colleghi chirurghi generali, i colleghi urologi, proprio perché è una patologia che può coinvolgere un po' tutti gli organi della sede pelvica. Grazie dottor Dassa. Di Grazie. niente. C'è un altro aspetto della salute della donna dopo il parto che non è affatto secondario, è molto importante. Ce ne parla la dottoressa Gabriella Torrisi, che è responsabile dell'unità semplice di uroginecologia. Questa appunto sigla uro ci deve far già capire che sono appunto i problemi che possono sorgere dopo il parto e poi in post-menopausa, e che la prevenzione comincia, mi diceva, proprio in questo reparto, in donne ancora giovani. Assolutamente sì, la prevenzione comincia subito dopo il parto o anche nelle donne ancora più giovani, nell'età scolare. L'impegno, l'intervento diciamo, delle persone competenti anche in ambito scolastico può avere un valore fondamentale, sia perché già dall'inizio dare delle piccole informazioni, delle semplici informazioni alla bambina, alla giovane donna su come comportarsi, sulle sue abitudini menzionali è di estrema utilità, e poi ecco comunque è un elemento che permette alla donna, quando diventa mamma, di comprendere che c'è una problematica che si può sviluppare anche dopo il parto e che poi invece porterà in epoca perimenopausale e postmenopausale a complicanze anche molto importanti. L'incontinenza è la prima. L'incontinenza è la prima, il prolasso genitale. La donna che partorisce stressa il suo pavimento pelvico, quindi se a questo si aggiungono naturalmente delle abitudini comportamentali, stili di vita alterato, fattori genetici anche naturalmente, no? Perché la predisposizione genetica è essenziale in tutte queste patologie, ecco che alcune donne potranno sviluppare in percentuale che diciamo varia dal 5 al 10% nel postpartum delle disfunzioni perineali più o meno gravi, generalmente poco gravi all'inizio, ma poi col tempo più gravi. Dunque la vostra unità in qualche modo informa e allena le donne. Sì. A non incorrere, appunto, a non incappare in questi l'informazione comincia proprio nel reparto di maternità, perché si cerca di screenare le pazienti che hanno fattori di rischio, per esempio già nel postpartum, donne che hanno avuto l'incontinenza in gravidanza, per esempio, quello è un campanello d'allarme molto importante, donne che hanno avuto parto distocico, donne che hanno avuto lacerazioni perineali importanti, perché poi ci può essere il problema secondario dell'incontinenza anale. La donna che esce dal reparto poi fa il suo accesso all'ambulatorio di riabilitazione perineale se ne ha bisogno dopo una valutazione uroginecologica, e diciamo che abbiamo la possibilità di includere queste pazienti non solo in sedute come dire individualizzate, ma anche in percorsi comunitari anche per la donna più piacevoli, perché diciamo in palestra con la fisioterapista è anche più, come dire, più simpatico, no? Svolgere questa attività fisica riabilitativa del pavimento pelvico. Grazie dottoressa Torrisi, ostetrice e ginecologia qui al Garibaldi Inesima, al servizio completo della donna. Grazie a voi. Il Dipartimento Materno-Infantile è una delle mission di questa azienda. Noi siamo il punto nascita più importante in Sicilia, con 2100 parti negli ultimi anni, e abbiamo investito tantissimo, non soltanto in termini di attrezzature, in termini di uomini e di donne. Abbiamo assunto tanti medici, tanti infermieri per fare sempre un polo sempre più di eccellenza e attrattivo. Da poco abbiamo inaugurato una nuova ostetricia che consente di avere ancora più posti letto per le mamme che vogliono partorire al Garibaldi, e questo fa certamente un senso di orgoglio fondamentale per questa azienda e tutto il Dipartimento Materno Infantile, diretto dal professor Etto.